Grazie a Cristina Pagnin per la linea, siamo negli studi di Mestre dove abbiamo come ospite questa puntata Giampaolo Rossi, che è presidente dell'Associazione Culturale Monsignor Marcato di Jesolo e coordinatore del nuovo organismo che si è realizzato e si è ufficialmente costituito in queste settimane, l'Unità di Lavoro per la Transizione del Litorale, ULTRA, questa sigla che abbiamo imparato a conoscere in una delle puntate precedenti con Monsignor Longoni, questi organismi ecclesiali che il Patriarca Scola ha voluto come uno dei suoi ultimi atti qui a Venezia per aiutare, ecco, l'azione della realtà ecclesiale nelle sue diverse aggregazioni, associazioni, all'interno della vita del territorio e come animazione della società civile. Quindi è uno dei compiti anche più importanti, una di quelle finalità di apertura alle dimensioni del mondo che la visita pastorale del Patriarcato di Venezia ha rilanciato. E allora Giampaolo Rossi, che appunto ha ricevuto l'incarico di seguire, di coordinare la realtà dell'ultra del litorale, una delle prime costituite, intanto lo ricordo con quale finalità e con quale obiettivo questo organismo si è costituito. Allora, partiamo da un presupposto. Il Patriarca Scola ci ha spiegato: la fede, se non morde il reale, non è fede. Bene, l'ultra è uno degli strumenti, una delle modalità attraverso le quali la fede può entrare, non può entrare, entra nella storia concreta delle persone. Quindi questa è l'ispirazione di fondo. Poi, ecco, siccome deve entrare nella realtà concreta, è fuori discussione che non può essere uguale l'ultra di Mestre, uguale a quella del litorale. Quindi dovremo costruirla, ecco, fondandosi sui problemi del territorio, cioè del litorale. Ultra del Litorale è stata una delle prime costituite, quindi siete stati anche particolarmente lesti a cogliere questa opportunità. Le unità di lavoro sono degli organismi ecclesiali chiamati a fare rete, a creare sistemi anche di collaborazione, di comunione tra le realtà che già operano e di essere quindi interlocutori con il territorio. Come mai nel litorale siete partiti così presto? Avete già delle esperienze di collaborazione tra realtà culturali o associative? Sì, questo è vero. Infatti il Patriarca lo ha detto nell'omelia del Redentore quando ha dato questo annuncio. Questa non è una cosa che nasce a tavolino, questa è una cosa che prende spunto da esperienze esistenti. Nel litorale, in modo particolare, abbiamo una collaborazione che è in piedi da qualche tempo tra la nostra associazione di Jesolo, Monsignor Giovanni Marcato, quella di Eraclea, che è Fra Terra e Cielo, e quella del Marango di Caorle, legata alla comunità monastica, è intitolata Ad Ossetti. Questa esperienza che stiamo portando avanti fa riferimento ancora a una precedente esperienza, invece, che è nata con la collaborazione dei vicariati sulla specificità del nostro territorio, che è il turismo. Infatti voi avete già da qualche anno una tradizione di una serie di appuntamenti convocati dalla realtà ecclesiale ma aperti alle realtà istituzionali del territorio per appunto chiamare un po' tutti ad una riflessione comune su quello che è l'aspetto e la dimensione che caratterizza la vita del litorale veneziano, il turismo. Ecco, vogliamo ricordare questa esperienza e vediamo come si raccorda adesso con l'attività che l'Ultra del Litorale vorrà proporre. Sì, esattamente, ecco, il litorale, il turismo, normalmente, ecco, se noi andiamo a verificare in precedenza, il turismo era vissuto dalle realtà ecclesiali come qualcosa che non gli apparteneva, cioè non era un ambiente nel quale essere presente e dare una testimonianza. Il turismo è di per sé un luogo di, come dire, adesso esagero, di perdizione, ma comunque un luogo dove forse non c'è spazio per un messaggio evangelico. Invece non è così. Invece questa è la situazione storica che ci è data di essere nel turismo. Quando è venuto il Patriarca Scola, ci ha detto molto chiaramente, sentendo tutte queste lamentazioni, ha detto: cari amici, non potete più piangervi addosso, incominciamo a capire il problema. Ecco, da qui sono nati 5 convegni, i primi 2 presieduti proprio dal Patriarca Scola, in cui abbiamo cercato di capire che cosa è il turismo e come noi, cioè noi cristiani, possiamo stare dentro il turismo portando la nostra testimonianza. E abbiamo fatto delle esperienze significative, per esempio il rapporto tra il turismo e la comunità residente, la questione del lavoro minorile, il fatto, per esempio, che è ancora una questione aperta, che in una realtà turistica come la nostra
ciò che in una città comune, normale, diciamo, si vive in 12 mesi, in un turismo viene compreso tutto in 3-4 mesi. Ecco, problemi grossi che adesso dobbiamo riprendere. Infatti teniamo presente che la particolarità della stagione, come si dice appunto dalle parti del litorale, fa sì che i ritmi di vita si concentrino in maniera straordinaria in alcuni mesi dell'anno e quindi tutto ne viene travolto e anche un po' stravolto. Quindi questa riflessione ha aiutato e sta aiutando la comunità ecclesiale a trovare anche un giusto rapporto con il turismo, ma anche ha aperto, credo, dei fronti, anche con dei momenti di consapevolezza maggiore e di collaborazione con le istituzioni locali. Certamente, infatti questi convegni erano aperti proprio a tutti. Noi ne abbiamo fatto uno sull'ambiente e invece di fare i soliti ragionamenti su quanto è bello l'ambiente, abbiamo detto come lo gestiamo. E qui avevamo presenti a quel convegno tutti i 5 sindaci del litorale e abbiamo sentito e abbiamo avuto riscontro che nella discussione aperta adesso nelle realtà istituzionali comunali sul PAT, alcuni di quegli elementi sono presenti. Ecco, ci pare che questo sia l'elemento di fondo, cioè le unità di lavoro devono essere aperte a tutti, quindi anche a chi ha una visione dell'uomo e della vita diversa dal cristiano, e non solo una insistenza del patriarca Scola, io continuo ancora a chiamarlo patriarca, ma sentiamolo ancora così, è stata questa: deve essere una unità di lavoro, cioè non è una unità che spacca il capello in quattro, che va in cerca di teorizzazioni. No, deve essere un luogo in cui dal confronto tra realtà ecclesiali e istituzioni associative, voglio pensare agli albergatori, ai commercianti, agli artigiani, si fanno anche delle proposte concrete di lavoro. E adesso, sulla base anche di questo tesoro, di queste esperienze precedenti, l'unità di lavoro per la transizione del litorale ha già in mente qualcosa, qualche obiettivo o qualche programma che sta per realizzare? Sì, noi adesso andiamo molto con i piedi di piombo perché non vogliamo, cioè vogliamo fare il passo giusto. Ecco, adesso la nostra attenzione è concentrata su questo e dobbiamo ancora confrontarci. Ci pare che al fondo la nostra realtà territoriale, tutte le sue componenti sociali abbiano bisogno di riscoprire che cos'è il bene comune. L'albergatore deve rendersi conto che seppur lui ha una sua visione settoriale da albergatore, se non si integra, se non si intreccia con il bene degli altri, il suo bene non serve a niente. Ecco, quindi vorremmo cercare di far capire anche da un punto di vista molto concreto che cosa è l'esperienza del bene comune, che cosa è la fatica per raggiungere il bene comune. Riscopriamo così anche il valore della politica. Ecco, con queste iniziative che già con le varie associazioni già citate prima, a Eraclea, attorno a Marango di Caore, a Jesolo, che tra l'altro hanno suscitato spesso anche di grossa risonanza e anche buona risposta del pubblico, stanno cominciando, come dire, non dico a cambiare la mentalità, ma almeno a gettare dei semi di consapevolezza o anche di riflessione ulteriore, sia nella comunità ecclesiale che più in generale nelle comunità di queste aree. Si vedono dei segni di attenzione nati come frutto di queste azioni. Credo di sì, adesso non vorrei crearmi illusioni, ma credo di sì. Guardi, quando andiamo per esempio a parlare con i sindaci per proporre qualche iniziativa o per chiedere la collaborazione a una comune riflessione, noi vediamo che hanno bisogno di respirare aria fresca. Io uso di solito questa espressione, cioè quello di poter discutere del loro territorio al di fuori di quelle anguste canali, no, che sono imprigionati nella polemica politica, in quella sterile. Ecco, e quindi non solo ci accolgono, ma quasi quasi sento che aspettano una qualche iniziativa che apra un po' le finestre per far entrare un po' d'aria anche in questa realtà. Questo vale anche per le categorie, diciamo così, economiche e commerciali, degli albergatori, per esempio, gli operatori turistici. C'è stato in questi anni una crescita di attenzione, di sensibilità? Guardi, io le porto un esempio. Il presidente dell'Associazione Albergatori di Jesolo non ha perso un convegno dei 5 che abbiamo fatto al Marango di Caorle. Adesso che con la partenza del Cardinale Scola mi ha incrociato e mi ha detto: spero che continuate a farlo.
E allora con questo anche augurio che viene da una realtà coinvolte già nel lavoro sul litorale, auguriamo anche noi buon lavoro a Giampaolo Rossi, coordinatore dell'unità di lavoro per la transizione del litorale, e a tutti coloro che sul litorale operano in questo ambito così importante e anche così particolare, pronti a seguire magari prossimamente gli sviluppi e le prossime iniziative che saranno realizzate. Grazie ancora e linea a Cristina Pagnin.